Somministrate 5.674 dosi di vaccino AstraZeneca in Calabria sulle 8.000 totali che facevano parte del lotto ritirato. I dati dell'unità di crisi regionale che istituisce un punto di stoccaggio centralizzato. Intanto la regione in area arancione. Ritirato il lotto sospetto di AstraZeneca all'Annunziata di Cosenza, una nuova fornitura proveniente da Castrovillari consente il proseguimento delle operazioni di vaccinazione nell'ospedale da campo. Sit-in di protesta alla Lamezia, i cittadini chiedono di essere vaccinati, trattati come cittadini di serie B. In Calabria situazione allucinante. Sale forte la protesta dei commercianti a Corigliano Rossano, dove per 4 giorni sono state decise misure più stringenti per frenare l'avanzata del virus. Imprenditore cosentino investe per la produzione di mascherine, ma il mercato consuma prodotti di qualità inferiori e lui ferma tutto. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli. Calabria in zona arancione già da lunedì prossimo. Intanto oggi la riunione dell'unità di crisi a Catanzaro, si è fatto il punto sui vaccini e si è deciso di istituire un punto di stoccaggio centralizzato probabilmente al Mater Domini, il punto nel nostro servizio. Nell'unità di crisi regionale a certificare i numeri in Calabria sono state somministrate 5.674 dosi di vaccino AstraZeneca sulle 8.000 totali che facevano parte del lotto ritirato. Situazione strettamente monitorata, si assicura dalla cittadella a Catanzaro. Sui vaccini si accelera e si cambia sistema di stoccaggio. Lo stoccaggio dei vaccini dalla prossima fornitura in poi verrà fatto a livello regionale e non più a livello provinciale, per cui tutte le ASP e tutte le aziende ospedaliere con gli elenchi di prenotazione si dovranno rivolgere al centro di stoccaggio che sarà sicuramente istituito presso l'ospedale Mater Domini di Catanzaro. La Calabria cambia colore e da gialla passerà in arancione già da lunedì. L'aumento dei contagi preoccupa, l'appello del presidente facente funzioni Spirlì. Il contagio sta aumentando in tutte le fasce d'età. Quello che vi chiedo è di rispettare assolutamente le indicazioni che noi vi diamo, tutti con la mascherina, tutti a disinfettarci le mani costantemente, tutti a rispettare il distanziamento e soprattutto, per favore, oggi più che mai evitate le occasioni di assembramento nei vostri paesi, nelle vostre città, nei vostri comuni. Evitate le occasioni di assembramento. Non è più il momento di negare o di essere leggeri. Sui nostri territori purtroppo è presente, e ormai lo sappiamo, già la variante inglese. Stiamo studiando per capire se ci sono anche altre varianti. La variante inglese non si comporta come il virus si è comportato fino ad oggi, quindi vi chiedo ufficialmente di evitare qualsiasi forma di assembramento o di alleggerimento dell'attenzione. E sono state istituite 4 nuove zone rosse in Calabria da domani, esattamente dalle 22 a tutto il 28 marzo nei comuni di Petilia Policastro, siamo in provincia di Crotone, San Nicola da Crissa in provincia di Vibo Valentia e nelle frazioni Piani di Acquaro a Vibo Valentia e Piminoro di Oppido Mamertina, siamo nel Reggino. Saranno appunto queste località proprio in zona rossa. Qui saranno in vigore le limitazioni da zona rossa, lo ha stabilito appunto
appunto il presidente facente funzione Nino Spirli con un'apposita ordinanza. Intanto oggi proseguono, anzi sono proseguite le attività di vaccinazione all'interno del presidio militare di Vaiolize. Siamo a Cosenza, le nostre telecamere sono entrate nelle tende dove si inoculano le dosi di AstraZeneca. Vediamo. Continua l'attività di vaccinazione all'interno del presidio vaccinale della Difesa. Oggi le dosi di AstraZeneca sono state inoculate al personale dell'Istituto Comprensivo di Via Negroni. All'interno del presidio le persone seguono il percorso predisposto che parte dalla sala d'attesa. Le nostre attività proseguono anche oggi, stiamo continuando a vaccinare il personale che è stato identificato, in particolare le forze dell'ordine e di polizia, e da ieri abbiamo iniziato anche le vaccinazioni sul personale scolastico. L'ospedale è stato riconvertito a seguito delle richieste pervenute e su un'iniziativa fortemente voluta anche dall'onorevole Guerini, Ministro della Difesa. Ci siamo convertiti in presidio vaccinale. E il percorso naturalmente è stato modificato in quanto non è più necessario fare la suddivisione tra aree grigie ed aree bianche libere all'accesso, ma è stato creato un percorso circolare che consente al vaccinando di entrare nella nostra postazione, essere vaccinato con un percorso in avanti, finire la vaccinazione ed essere accompagnato nella sala d'attesa per attendere i 15 minuti di osservazione post vaccinale. Abbiamo inoculato circa 400 vaccini, oggi siamo intorno ai 40 vaccini inoculati in mattinata, le attività proseguono, sono assicurate grazie anche alla collaborazione dell'azienda ospedaliera che praticamente ci supporta e ci fornisce supporto. Infatti le postazioni che gestiamo, in particolare sono 4 postazioni riservate ai medici, sono costituite da 2 ufficiali medici e 2 colleghi dell'ospedale civile. A questi si affianca il personale infermieristico deputato alla somministrazione diretta del vaccino, dove operano sempre 2 infermieri dell'Annunziata e 6 infermieri delle Forze Armate. Le attività si svolgono naturalmente in maniera continua dalle 8 alle 20. Il personale che viene invitato dall'azienda sanitaria e dall'azienda ospedaliera con un elenco che ci viene fornito la mattina precedente in modo di predisporre tutte le attività. Nel rispetto delle misure di distanziamento vengono suddivisi in turni di 2 ore, con 2 turni la mattina e 2 turni il pomeriggio. E lo avete sentito, il colonnello Rizzo ci ha detto che sono riprese oggi le operazioni di vaccinazioni senza problemi, ma qual è lo stato d'animo dei docenti che dopo quello che è accaduto ieri, dopo lo stop del vaccino, oggi noi siamo tornati per capire proprio lo stato d'animo degli insegnanti che si devono sottoporre al vaccino. Vediamo. Il caso ABV 2856 non sembra aver scosso più di tanto i docenti che erano in lista per sottoporsi al vaccino. Questa mattina, già alle 8, c'erano decine di persone in fila per il primo turno di inoculazioni. Finora i 173 soggetti ai quali sono state somministrate le dosi appartenenti al lotto sotto osservazione non hanno avuto sintomi rilevanti, tranne quelli previsti e classici. È chiaro che un contraccolpo psicologico c'è stato, ma alla fine la maggior parte dei docenti e del personale ha deciso di optare per la vaccinazione. Spero che sia un fatto episodico, ecco. Sono fiduciosa che sia un fatto episodico. Mi dico coraggiosamente, appunto, credo che non si ripeterà. Qualche timore c'è, però certamente non mi sento di non sottopormi al vaccino. Mi sembra di avere un piccolo paracadute di fronte a questa situazione, insomma. Sperando che vada bene, però come tutti i vaccini avrà dei rischi. C'è qualche suo collega che in queste ultime 24 ore ha cambiato idea, che lei sappia? Che io sappia direttamente no, però immagino che qualcuno qualche riflessione contraria purtroppo, ma anche giustamente l'abbia fatta, perché non è facile scegliere quale rischio correre. Ecco, qui si tratta di scegliere quale rischio correre.
E abbiamo incontrato anche la vicepreside del Telesio. Come ricorderete, i docenti del liceo cosentino ieri erano in fila per la somministrazione del vaccino quando è stato sospeso, perché questo lotto doveva essere sottoposto ad ulteriori controlli. Noi oggi l'abbiamo incontrata perché sono state ore di ansia per il personale scolastico del Telesio. Vediamo. La vicepreside del liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza, la professoressa Rosanna Gallucci che è con noi. Grazie per essere con noi. Allora, lei era lì ieri, no? Eravate tutti pronti per vaccinarvi, alla fine si è vaccinata una sola insegnante di questo liceo. Che cosa è successo? Con quale animo eravate andati per vaccinarvi e poi cosa è successo dopo? Certo, la paura è stata tanta perché all'improvviso poi tutte le persone sono bloccate, c'era una gran confusione e si rincorrevano le voci su quali fossero le cause, per cui devo dire la verità, ieri c'era molta ansia, molta preoccupazione. La docente che ha fatto il vaccino, la prima, era già andata via, però sta bene, sta benissimo. Certamente in una situazione del genere è facile agitare un po' gli animi, bisogna stare attenti, bisogna verificare, però il mio pensiero è che su questo vaccino in particolare si è creata molta psicosi, perché fra social, fra tutto quello che c'è, le voci si rincorrono e tante volte sono appunto voci. Io credo che l'Italia, come l'Europa, sia sempre molto attenta alla valutazione dei medicinali, più che in altri paesi. Poi in Inghilterra hanno vaccinato 8 milioni di persone, Ci dobbiamo fidare? Io credo di sì. Poi purtroppo gli effetti collaterali sono in tutto, e più il rischio che corriamo a non vaccinarci con tutte queste varianti che non a fare un vaccino, perché ripeto, anche un'aspirina purtroppo può provocare delle conseguenze. Senta professoressa, allora, praticamente tutti i vostri insegnanti, i vostri docenti avevano dato il beneplacito per la vaccinazione. Domani vi toccherà ritornare lì per la vaccinazione. Ci sarete davvero tutti domani? Allora, guardi, il preside stamattina ha parlato con il dottor Miozzo, che è stato gentilissimo e disponibilissimo e lo ha molto rassicurato e ha rassicurato tutti noi sulla statistica. La statistica non dà ragione di questa preoccupazione. Per cui tanti andranno, però io credo che ci sarà anche un po' di dietrofront da parte di alcuni. Purtroppo noi non possiamo incidere più di tanto, ognuno deve decidere per sé. Io penso che dobbiamo arrivare a vaccinarci tutti, o comunque il maggior numero possibile di persone, se vogliamo risolvere il problema. Però ovviamente adesso c'è anche molta ansia, la paura di ieri è stata forte, per cui vedremo domani cosa succederà nella realtà. Voi in questo momento state lavorando in didattica integrata, come si dice? Sì, in didattica integrata. Non ci sono molti alunni, bisogna dire la verità, saranno 200 su 1000 che ne abbiamo. C'è molta paura, c'è paura di queste varianti, c'è paura di quello che si vede fuori, perché vediamo tanti ragazzi in giro, tante persone in giro anche senza mascherina. Purtroppo, lo devo dire, lo dico a mio nome, questo come persona, non tanto come vicepreside, però pochi controlli fuori, per cui è normale che laddove io vedo anche sotto casa mia, io abito in centro, ragazzini senza mascherina che stanno insieme, che stanno vicini. Soltanto una cosa velocissima, lei si vaccinerà? Certo che mi vaccino. Certamente sì. Ma alla luce dei fatti direi che la preoccupazione c'è stata, tutti sanno che diversi paesi hanno, anche la civilissima Danimarca, hanno chiuso con questo vaccino, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità poche ore fa ha diramato un altro messaggio per dire che il vaccino è ancora oggi considerato in assoluta sicurezza. Lo stesso ha fatto il nostro Ministro della Sanità, lo stesso sta facendo l'Istituto Superiore di Sanità, che sta seguendo questi pochi casi, alcuni anche gravi, però sui 2 casi gravi di morte, uno è legato a un infarto, non ci azzecca niente, c'è una relazione temporale ma non causale, quindi non è causato dal vaccino. L'altro si sta in questo momento facendo l'autopsia cercando di capire, quindi capiremo.
giustamente in via precauzionale la Procura della Repubblica ha fatto sequestrare dai NAS questo lotto che verrà appunto analizzato, però al momento attuale direi che le vaccinazioni devono andare avanti. È più alto il rischio di bloccare le vaccinazioni che non in qualche modo dare retta più a una paura che non alle evidenze. La nostra, ripetiamolo sempre, è una medicina basata sulle evidenze e quindi dobbiamo andare avanti con questa vaccinazione. All'Università della Calabria si prosegue con le vaccinazioni, il sindacato chiede più attenzione ai fragili, vediamo. Continua la somministrazione delle dosi di vaccino AstraZeneca all'Università della Calabria per come previsto dai protocolli. L'iniziativa consente la vaccinazione non solo del personale sanitario ma anche di tutte quelle figure che svolgono attività di ricerca e di servizio nell'Ateneo. Quante fiale sono state inoculate in questi giorni? Anche qui ieri la paura per il lotto del vaccino sospeso. Stiamo procedendo abbastanza bene, abbiamo realizzato 160 vaccinazioni sino ad oggi attraverso anche un percorso dedicato e proseguiremo nelle prossime settimane. Questa prima fase di vaccino profilassi sarà completata nella prima decade di aprile. Successivamente avremo modo anche di accedere a quella fascia di popolazione universitaria largamente meno incidente che può avere qualche problema persistente di comorbidità e chiaramente sarà affrontata poi anche con un vaccino diverso che è il vaccino della Pfizer, che prevede appunto una prima somministrazione distanziata da circa 3 settimane dalla seconda. Quindi stiamo procedendo bene. Quella situazione transitoria che si è venuta a registrare ieri sera è stata rimossa. Era una condizione di apprensione ingiustificata perché riguardava un lotto che è stato giustamente ritirato e di cui si accerterà anche il sito di produzione, la fase di preparazione e di mantenimento. C'è stato un momento transitorio di panico ingiustificato però, ecco, ingiustificato dopo aver chiarito chiaramente come stavano le cose anche attraverso diversi canali mediatici. La situazione di apprensione poi si è largamente attenuata, alla luce dei fatti chiaramente. E la UIL infine a segnalare il caso di alcune persone che il sindacato definisce particolarmente fragili che potrebbero restare escluse dall'intervento perché il vaccino in somministrazione non è compatibile con le loro condizioni sanitarie. La UIL chiede al rettore di risolvere il problema. E stamattina alla Lamezia Terme c'è stato un sit-in di protesta, i cittadini dicono non siamo di serie B, vogliamo i vaccini. Vediamo. Noi oggi vogliamo lanciare un grido d'allarme perché stiamo vivendo sulla nostra pelle le ingiustizie della sanità a livello nazionale. Non è possibile che ci siano più Italie che viaggiano ad una velocità della luce come le regioni in cui la percentuale di vaccinazione ha raggiunto addirittura in alcuni casi anche l'80% e regioni invece come la Calabria che come sappiamo è agli ultimi posti. Per non dire della vaccinazione che riguarda il personale scolastico che come sappiamo è una cosa che sta molto a cuore ai cittadini per il discorso del diritto all'istruzione dei nostri figli. C'è una necessità che il vaccino sia un bene accessibile per tutti, anche per chi non ha la possibilità di pagarlo, per quegli stati che hanno la possibilità di pagarlo. Io sono umiliato come calabrese per quello che succede in Calabria e per il fatto che addirittura sto vedendo che, insomma, che anziché dei piani forti di vaccinazione si discute tra persone che ne hanno tutto il bisogno lo spostamento di 3.000 vaccini da una provincia all'altra con blocchi, con decisioni, con decreti che vanno e vengono. Qui in Calabria, in particolar modo a Lamezia, siamo sempre gli ultimi degli ultimi. La nostra protesta non è una protesta, è una richiesta legittima che facciamo per non essere ancora una volta gli ultimi. E si registrano disagi nel processare i tamponi in provincia di Cosenza a causa
della rottura del macchinario presente all'interno del laboratorio di Corigliano Rossano. A regime vengono processati 800 tamponi al giorno, suddivisi tra il laboratorio di Corigliano Rossano, l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, il Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro e l'ospedale militare Celio di Roma. L'ASP di Cosenza, per non creare ulteriori rallentamenti, sopperirà alla mancanza del laboratorio di Corigliano Rossano spalmando i tamponi sugli altri laboratori a disposizione. Intanto il centro vaccinale di Rende, individuato all'interno dei locali del parco acquatico, è chiuso da ieri perché i vaccini per gli over ottantenni sono stati somministrati tutti e ora si attende una nuova fornitura. Ora il punto sui contagi. Oggi la Calabria registra meno positivi, però sono stati effettuati meno tamponi. Vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 2.558 tamponi, 305 i nuovi positivi, in particolare 74 a Cosenza, 42 a Catanzaro, 59 a Crotone, 35 a Vibo Valentia e 95 a Reggio Calabria. I ricoveri in regione oggi sono 245, 34 in terapia intensiva, 5 i decessi. Sale forte la protesta dei commercianti a Corigliano Rossano. Per 4 giorni sono state decise delle misure più stringenti per frenare l'avanzata del virus, ma chiaramente l'economia ne risente e molto. Sentiamoli. È un'area davvero difficile, un'area molto pesante, anzi i commercianti hanno deciso sin da subito di fare rete fra di loro. Qui vedete alle mie spalle abbiamo un responsabile di Confartigianato, responsabili degli artigiani, dei commercianti di Corigliano Rossano. Vi faccio sentire che cosa sta succedendo. Parto proprio da Andrea. Salve. Il problema noi l'abbiamo principalmente per quello che riguarda le chiusure già fatte, le presunte chiusure ed il fatto che alcune attività vengono considerate più pericolose rispetto ad altri. In realtà dal punto di vista delle attività commerciali pensiamo che il problema non sia principalmente dei negozi quanto dei mancati controlli che vengono effettuati. Noi siamo disposti a chiudere le attività e cercare di portare il nostro contributo, però c'è bisogno che dall'altro lato ci siano dei controlli per evitare gli assembramenti, quelli che sono fuori dalle attività commerciali. Grazie, devo dare spazio un po' a tutti. Qui abbiamo un bar che invece sta vivendo un grosso disagio, si è ritornato di nuovo al caffè da sport. Ebbene sì, siamo da sport di nuovo, ma quello che mi preoccupa non è tanto l'asporto, ma il fatto che ci destabilizzano a livello proprio mentale, perché chiudere, aprire, chiudere. Penso che bisognerebbe avere un po' più di coerenza e un po' più di rispetto per chi la mattina si alza e va a lavorare. Fate rete con un collega. Salve, buonasera a tutti. Sì, con Angelo siamo grandi amici, ci sentiamo tutti i giorni bene o male, condividiamo le stesse cose e anch'io la penso come lui per quanto riguarda questa fase un po' destabilizzante per noi commercianti, non sappiamo sul da farsi. L'altro giorno addirittura siamo stati avvisati alle 9 di sera che dovevamo chiudere. Cioè, per me sarebbe giusto chiudere, ma chiudiamo tutto per 15 giorni, cerchiamo di fermare un po' questa situazione che è un po' così. Chi ha deciso di chiudere proprio le Saracinesche, questo ristoratore? Buonasera a tutti, ebbene sì, la mia situazione è stata la più semplice di tutti perché non potendo sopperire alle spese che un ristorante ha solo per tenere le serrande aperte, a fine gennaio ho dovuto chiudere il ristorante. Anche i commercianti, i negozi d'abbigliamento sul corso ne patono le conseguenze. Non ci ha toccato direttamente, ma è ovvio che di riflesso soffriamo questa situazione piuttosto molto pesante. È chiaro che chiudendo i bar, chiudendo molte attività, gira molta meno gente e soffriamo anche in questo senso. E sono qui, come vi dicevo, per fare rete proprio tra commercianti, ma le conclusioni? Vogliamo degli aiuti concreti perché non se ne può più, perché rischiamo veramente di chiudere tutti. Vogliamo aiuti concreti perché comunque le spese, le tasse sono rimaste uguali, quindi abbiamo bisogno di aiuto, perché sennò rischiamo di chiudere veramente tutti. E vi raccontiamo ora una storia davvero kafkiana. Un imprenditore di Rende investe in macchinari per produrre mascherine, ma il prezzo dei presidi è al ribasso e lui si ritrova praticamente fuori mercato. Vediamo.
L'investimento di 100.000 euro per produrre mascherine, una linea dell'azienda riconvertita e ora ferma. Siamo a Rende, nel Cosentino. Francesco Marano ci conduce nel gazebo che protegge i macchinari. Qui sono le 2 bobine di TNT più il cuore della mascherina. Di che cosa è composto? Allora, tecnicamente si chiama melt blown ed è fatto con delle fibre di polipropilene che vengono soffiate ad alta temperatura e poi compattate e praticamente costituiscono il filtro della mascherina, la parte filtrante. In mano le certificazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Università di Catania. Questa è l'autorizzazione a produrre che abbiamo avuto da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Come vedete c'è un numero, COV 1720, che è la nostra autorizzazione. E poi abbiamo i test che abbiamo fatto eseguire sulle mascherine da parte dell'Università di Catania. Le nostre sono ben oltre il 98%, facendo una media ponderata sui campioni che hanno testato loro, praticamente siamo al 99,8%, quindi hanno una filtrabilità batterica molto alta. Quest'area sanificata ogni mattina nei mesi di lavoro dal luglio scorso sono state prodotte circa 30.000 mascherine, un settore che denuncia in poco tempo è cambiato, prezzi al ribasso e poca qualità. Così l'imprenditore 69enne fa una scelta di perdita per i bilanci, di pace per la sua coscienza. I rivenditori pretendono di pagare mascherine buone, prodotte in Italia con materiale di prima qualità, al prezzo delle mascherine cinesi che si vendono su internet o comunque qualche importatore con pochi scrupoli riesce a vendere a pochi centesimi. Non mi abbasserò a fare quello che fanno queste persone. Questo può diventare anche uno strumento di morte, la mascherina. La mascherina deve essere buona, altrimenti mettiamo a rischio la salute delle persone che la vanno a comprare. È la storia di un calabrese onesto che non si piega alla logica di mercato in tempi di pandemia. E c'è una notizia, una bella notizia, con un intervento particolare e unico in Calabria. A Catanzaro è stata sottoposta oggi con successo al secondo intervento di sostituzione totale dell'articolazione delle anche una piccola paziente, appena 14 anni. L'intervento è stato effettuato nella clinica Villa Serena a Catanzaro. Il primo impianto protesico era stato effettuato sempre a Villa Serena nell'agosto scorso. La bambina, è scritto in una nota, è affetta da una grave forma di morbo di Still ed è stata sottoposta per anni in altre sedi a terapie con cortisone che hanno determinato una gravissima necrosi vascolare delle teste femorali con conseguente impossibilità alla deambulazione. L'intervento effettuato oggi, prosegue la nota, riveste i caratteri di una vera e propria eccezionalità, perché a rendere ancora più complesso l'approccio chirurgico hanno contribuito la bassa statura della paziente, la sua allergia al nichel e soprattutto la severa magrezza patologica della piccola. L'importante è insomma che tutto sia andato bene e alla bambina facciamo davvero tanti auguri. Ora in coda al nostro TG come sempre le ultime dalla borsa. Chiusura poco distante dalla parità per le borse europee, mentre gli indici americani proseguono contrastati. L'arrivo di nuovi stimoli fiscali dopo la firma del piano da $1.900 miliardi di Joe Biden e l'accelerazione delle campagne di vaccinazione hanno riportato in primo piano la prospettiva di una risalita fuori controllo dell'inflazione. In attesa delle decisioni della Federal Reserve della prossima settimana, l'Eurotower nel frattempo è pronta ad accelerare gli acquisti di bond nel secondo trimestre dell'anno, utilizzando i 1.000 miliardi ancora a disposizione nell'ambito del PEP per evitare che un rialzo eccessivo dei rendimenti comprometta la ripresa dell'economia. Tuttavia i messaggi parzialmente ambigui di Christine Lagarde non hanno pienamente convinto gli operatori, che avrebbero probabilmente gradito una maggiore fermezza. Dall'agenda macro sono giunti dati sopra le attese sulla produzione industriale di gennaio dell'Eurozona, più 0,8% mese più mese contro il più 0,5% previsto, e quelli sui prezzi alla produzione statunitense di febbraio a più 0,5% mese più mese e più 2,8% anno su anno.
Così il FTSE MIB di Milano chiude flat in linea con la seduta precedente. In ordine sparso il DAX di Francoforte a meno 0,5%, il CAC 40 di Parigi a più 0,2%, il FTSE 100 di Londra a più 0,4% e l'Ibex 35 di Madrid a più 0,5%. Oltreoceano il Dow Jones avanza dello 0,4%, l'S&P 500 cede lo 0,3%, mentre il Nasdaq arretra dell'1,2%. Sul comparto tecnologico pesano le rinnovate tensioni tra Washington e Pechino, oltre alla stretta del governo cinese su Tencent. Sul Forex l'euro-dollaro in calo a 1,195 e il dollaro-yen risale a 109. Poco mosse le quotazioni del greggio con il Brent a meno 0,1% a $69,6 e il VTI flat a $66,1. Sull'obbligazionario il BTP Bund è poco mosso a 93 punti base dopo i cali di ieri innescati dalle delibere della BCE, con il BTP decennale allo 0,63%. Tornando a Piazza Affari, proseguono gli acquisti su Telecom Italia a più 3,3%, seguita da Stellantis a più 1,4% e Unicredit a più 1,3%, in calo di Asorin a meno 3,3%, Amplifon e Inuit a meno 3% e STM a meno 2%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. In chiusura le previsioni del tempo. Si consolida un promontorio anticiclonico a protezione del nostro territorio fino alla giornata di sabato. Da domenica assisteremo ad un aumento della copertura nuvolosa a causa dell'approssimarsi di una perturbazione nord-atlantica. Domani cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi alte e stratificate, temperatura stazionaria mite durante le ore diurne. Domani ventilazione debole e regimi di brezza ovunque, mari generalmente poco mossi, localmente mosso l'Alto Tirreno Cosentino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie regia Enzo Leonetti, messi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.